Berlusconi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per evasione fiscale e questo è un problema suo, non può essere un problema di tutti gli italiani. Noi abbiamo il problema di governare ed è possibile, ho anche una proposta su questo, non far scattare il punto di IVA se possiamo decretare, cioè se il governo è in piena funzione, poi il Parlamento dovrà ratificare la nostra decisione. Faccio fatica a fare previsioni, la situazione è molto confusa e molto complicata. Vediamo, insomma, vediamo cosa succede. Mercoledì il governo si presenta prima al Senato, poi alle Camere e le Camere, che sono sovrane, decideranno cosa deve essere fatto. Quello che dico è che nessuna nave può essere lasciata senza il capitano e il compito del capitano non è quello di abbandonare la nave quando siamo in tempesta, ma è quello di guidarla in un porto sicuro. Questo è quello che abbiamo in mente noi. Le decisioni del governo diventano effettive dopo che la Camera le ha confermate. Sono tutte decisioni, decreti che durano 60 giorni, dopodiché devono essere trasformati in legge e se non vengono trasformati in legge decadono. Quindi noi adottiamo misure che sono ragionevoli e rispettano il bilancio dello Stato, altrimenti non potremo farlo, ma che hanno bisogno alla fine di un consenso delle due Camere che possono, anzi integrano, migliorano, perfezionano le decisioni. Ma se non avviene questo, non si va da nessuna parte.